le navi dei privati, le navi traghetto dei privati. Siamo sull'ammiraglia della flotta delle ferrovie dello Stato che incrociano nel canale di Messina a Reggio Calabria. Là in cima c'è il radar che dovrebbe controllare lo stretto, che spazza la città col suo radar. Per la fiera campionaria di fronte a noi. E questa è la zona falcata di Messina. Che è un porto naturale, vedete gli alberi. Il più grande porto naturale del Mediterraneo, è 1 chilometro per 900 metri. È un'ellisse su cui si sviluppano diversi chilometri di banchine per tutti i tipi di navi, dalle navi mercantili a quelle crocieristiche. Questo è il forte su cui erano i difensori della città di Messina durante la guerra del Vespro, scoppiata a Palermo il 30 marzo del 1282. Anche dalla nave. C'è un'ambulanza proprio, sta passando davanti al Nettuno in mezzo al traffico. Torrente Boccetta intassato di tir. Stiamo entrando là nel porto, questa è la capitale di porto. Sta uscendo un catamaran.
fronte a noi il bacino di carenaggio di 200 metri costruito dall'ente porti, e lì in fondo la fabbrica degli aliscafi. Lo dico. Si vedono gli aliscafi sul molo in costruzione. Locus d'oro. Sul molo Norimberga è ancorata la nave Partenope. Stiamo entrando nel porto di Messina, imbassatura delle navi traghetto. La nave ha già alzato la prua per far uscire i treni. L'entrata è stata un po' duretta, abbiamo avuto una spinta laterale, il vento soffia forte. Abbiamo rallentato circa 7 metri dal punto esatto di ingresso. Sembra una balena che si lamenta, ma in effetti le navi delle ferrovie ormai sono delle balene in via di estinzione.